Allora, decalogo bilancio familiare. Passo subito la parola a lei, Presidente. Sì, decalogo bilancio familiare è uno degli strumenti che noi associazioni di consumatori abbiamo redatto e messo a disposizione dei cittadini appunto per tenere sotto osservazione le proprie spese e anche un po' per risparmiare. Diciamo che la prima regola è quella naturalmente, come si diceva poc'anzi, di monitorare in maniera analitica che cosa entra e che cosa esce. È fondamentale sapere di che consistenze parliamo, sapere quante sono le nostre spese, sapere insomma tenere sotto controllo tutte le entrate e tutte le uscite. È molto semplice fare questo, basta avere un foglio banalmente che possiamo aggiornare di momento in momento, possiamo farlo con un aggiornamento settimanale, ma lo possiamo fare anche con un bilancio mensile però la cosa importante è quello di essere costanti, cioè di continuare ad aggiornarlo, di continuare a segnare soprattutto le uscite, soprattutto quelle uscite che non sono tracciabili, quindi che facciamo attraverso i contanti, magari prelevo parecchie centinaia di euro ad inizio della settimana e poi mi ritrovo con pochi spiccioli in mano. Devo sapere queste somme dove sono andate a finire. E questa è la regola basilare. Poi naturalmente dobbiamo anche stare attenti per altro verso all'utilizzo del denaro di tipo elettronico, perché oggigiorno siamo abituati a pagare col bancomat, con la carta di credito e adesso basta semplicemente appoggiarlo sullo strumento di bancomat per pagare. Attenzione che quel piccolo suono che sentiamo quando facciamo l'accostamento della carta bancomat... Chiedo alla regia se c'è un messaggio perché non riesco a leggerlo, comunque prego. Sì. È comunque del denaro che fuoriesce dalle nostre tasche alla fine del mese, se si tratta della carta di credito, immediatamente se si tratta della carta a bancomat. Quindi il denaro deve essere attenzionato sia che sia contante sia che sia denaro di tipo elettronico. Poi dobbiamo anche un po' industriarci nel risparmiare. Tenere sotto controllo le spese vuol dire soprattutto avere la capacità di capire se noi siamo in una situazione di sofferenza oppure in una situazione di positività, cioè capire se di mese in mese noi stiamo spendendo di più di quello che guadagniamo, andando a intaccare magari le nostre riserve, oppure per contro se siamo in grado di aumentare le nostre riserve risparmiando qualcosa. Ad esempio risparmiare un 10% di quello che si guadagna talvolta è una buona regola per avere poi quella somma che può essere congelata per interventi poi del tutto eccezionali che possono verificarsi. Con il bancomat che utilizzo dappertutto ho incrementato paurosamente le mie spese senza accorgermene, sono tornato al contante, almeno controllo le uscite. E certo, questa è una buona regola, attenzione comunque anche al contante perché anche quello lo devo gestire in maniera opportuna, diciamo che più che il mezzo di pagamento contante o moneta elettronica devo stare attento a registrare ogni spesa e tenerla sotto controllo, mantenere gli scontrini e quindi catalogarli, poi scrivere l'importo dello scontrino è anche la ragione per la quale è stata fatta la spesa nel mio bilancio e in questo modo capire che cosa esce. Quindi io più che una questione di strumento di pagamento farei proprio una questione di monitoraggio e di analisi delle mie abitudini di acquisto e quindi anche poi di spesa. Dicevo prima, è necessario poi anche risparmiare, soprattutto in questa fase storica in cui insomma l'inflazione morde parecchio, siamo oltre il 10%, quindi il potere di acquisto di noi consumatori, soprattutto se abbiamo degli stipendi e quindi delle entrate fisse, è duramente messo sotto attacco. Quindi dobbiamo risparmiare cercando di limare un po' quelle che sono le nostre uscite, facendo anche delle piccole indagini di mercato per quanto riguarda ad esempio la spesa di tipo alimentare, che è la voce di spesa più alta o una delle più significative che in un bilancio familiare registra. Oggigiorno noi possiamo avvantaggiarci delle proposte commerciali
commerciali di parecchi supermercati, di parecchi punti vendita. Infatti le persone vanno a slalom tra le offerte nei vari supermercati e hanno optato tanto per i discount, perché i prezzi e questa è un'ottima strategia, perché talvolta anche nei discount reperiamo più o meno la stessa qualità del supermercato di Griff e a un prezzo però inferiore. Teniamo conto che tante volte i produttori, pur di vendere il prodotto che hanno in magazzino, lo vendono ad un costo inferiore rispetto al prezzo diciamo così originario, per fare in modo che non rimanga in giacenza e non venga appunto messo sul mercato. E questo prodotto solitamente viene venduto tramite discount, quindi talvolta riusciamo a trovare sotto un'insegna diversa. Quindi c'è questa strategia. Certo, troviamo sotto un'insegna, un nome commerciale diverso, lo stesso prodotto che troviamo invece con l'insegna più riconoscibile, magari quella che viene anche più pubblicizzata, per cui ci sono anche più spese di commercializzazione e quant'altro, e quindi questo noi lo dobbiamo tenere a mente. Francamente, se non ci fosse il credito al consumo non potrei comprare niente, visto il mio stipendio. Saluti. Questo è un po' un grido d'allarme che registriamo qui, ma anche ai nostri sportelli. Purtroppo tante volte la capacità di acquisto che le famiglie venete hanno è piuttosto bassa. Attenzione però che continuare a ricorrere al credito ai consumatori e poi può diventare un'arma a doppio taglio, perché poi verrà chiesto conto di quel credito. È vero che si può rifinanziare, però comunque sono spese che si assommano ad altre spese e prima o dopo si arriverà al conto finale, e lì bisogna avere la capacità di rimborso. Dicevo, il risparmio è fondamentale, lo possiamo fare appunto nella spesa alimentare, lo possiamo fare anche nella spesa assicurativa, perché tutti noi abbiamo un'autovettura, ci muoviamo con quella, e è bassissima la percentuale di consumatori che cambia la propria compagnia di assicurazione, e invece nel cambiamento della compagnia di assicurazione troviamo delle possibilità di risparmio anche di un 20, forse anche qualcosa di più per cento. Quindi comparare le offerte delle compagnie assicurative, questo è un altro aspetto importantissimo. Esiste tra l'altro uno strumento pubblico che è Preventivas, che è uno strumento messo a disposizione dal Ministero con IVAS, che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, e che può aiutare il consumatore a reperire quelle che sono a invariate condizioni assicurative i contratti, le compagnie che sono più vantaggiose. È vero che normalmente quelle online, le vecchie telefoniche, sono quelle che danno il prodotto più competitivo. Bisogna anche stare attenti che non siano compagnie truffaldine, però insomma esistono anche le associazioni di consumatori da questo punto di vista, esatto, che possiamo orientare. Solitamente qual è il campanello d'allarme in questi casi, nell'ambito assicurativo ma in tutti gli altri casi? Quando troviamo un servizio, un prodotto ad un prezzo molto basso, e dobbiamo chiederci perché è compravenduto a quell'importo. Probabilmente si tratta di una truffa, quindi magari possiamo fare delle verifiche direttamente noi online sulla referenza creditizia di quel servizio ed evitare. Dopo le ridò la parola per quanto riguarda il discorso che si può evitare il fallimento, però voglio agganciarmi a questo discorso delle tariffe con il presidente dell'ADOC Taurino, in modo che iniziamo a vedere anche l'altro decalogo energie. Questo è un altro tema molto caldo ai noi. Perché? Perché notizie che si è abbassato il prezzo del gas, si è abbassato il valore degli energetici, eccetera, però le persone, tutti quanti noi riceviamo bollette che sono sempre molto salate. Perché? Cosa sta succedendo? Bene, allora dal maggio dell'anno del 2022 si sono susseguiti degli aumenti in 3 tranche, una a fine maggio, una a luglio e una a ottobre, e l'ultima, quella di dicembre, che ci ha dato un attimino di respiro, perché non è stata così, diciamo, importante come quello che si prevedeva, quindi c'erano i ribassi. Allora, il decalogo energia che abbiamo studiato insieme e che ci siamo anche proposti di portare anche all'attenzione, non solo come educazione, ma anche come un modo
anche di comportarsi virtuosamente è quello che si basa, per esempio, il primo principio su cui mi baserei io è dire a un consumatore finale che nell'energia non esistono i discount. Ecco, così cominciamo col botto. Quest'ultimo mese mi stanno arrivando a me, a Di Consum e Federconsumatori, arrivano sempre i soliti che dicono lei, l'associazione, ha per caso un'indicazione da darci come si fa a risparmiare sul gas, sulla luce, se c'è un gestore che fa di meno o di più? Allora, io non voglio dire che ci siano cartelli dell'energia, perché non esistono, sono tutte le nostre dietrologie. C'è un mercato che è keynesiano su questo. Che parolaccia che usa, keynesiano. Che significa che il mercato si autoalimenta, i prezzi si spostano, eccetera, in base anche alla domanda. Cioè, se io consumatore finale cambio 4 gestori in 6 mesi, no? Io sto dando la possibilità a 4 compagnie, no, di poter come dire, gestire, magari anche per un mese e mezzo, per 2 mesi, gestire un utente, un consumatore, eccetera. Per cui in energia non esistono i discount. Smettete di chiamarci per dire se posso risparmiare, ditemi piuttosto come mi posso comportare per poter risparmiare. Ecco, quella è già una domanda più pertinente secondo il mio punto di vista, perché il prezzo dell'energia, perché i prezzi dell'energia, cara Elena, sono sempre alla portata di tutti. Basta andare sul sito ARERA e uno si informa su quelli che sono stati tutte le variazioni. Adesso ARERA, no, da dicembre parlerà mensilmente sulle variazioni del prezzo dell'energia, che prima erano trimestrali, adesso mensilmente darà degli aggiornamenti. Ma quindi sono di base, stiamo parlando, questa è la domanda che è rivolta a tutti e due per la vostra esperienza, facciamo tanti errori nel discorso della gestione delle nostre spese energetiche, proprio, e mi rifaccio anche alla mail della signora che diceva siamo stati abituati in un certo modo ed è difficile a volte pensare esco dalla stanza, chiudo la luce, faccio un esempio banalissimo, stacco certi apparecchi, cambio le lampadine, non mi ricordo chi di voi ne aveva parlato di cambiare le lampadine di casa. Però sono piccole cose che forse al momento dico sì devo farlo, poi ci si dimentica e la bolletta non cambia. Ma 2 minuti fa abbiamo parlato che un acquisto può essere anche virtuoso perché mi dà un ritorno anche sul risparmio energetico. Capisco che uno dice perché mi compro lampadine a LED eccetera, poi dopo pretenderei, no, di consumare meno di uno che spende 15 euro per comprarsi la lampadina a LED, però poi dopo sta lampadina dura 100.000 volte di più della lampadina a incandescenza e in più mi dà la possibilità di poter ragionare sul risparmio energetico. Parlo degli elettrodomestici, parlo del frigorifero, parlo della lavatrice, parlo dell'asciugatrice, parlo di tutto quello che diciamo è lo scibile del casalingo perfetto. Allora, detto questo, nel momento in cui uno si comporta virtuosamente, già ha fatto il primo acquisto, giusto? Ha fatto il primo acquisto dicendo bene, comincia a dire, come ha detto Davide prima, bisogna sapere cosa spendi e cosa consumi. La maggior parte, il 90% della gente che si rivolge a noi, io non so adesso anche nelle altre associazioni sarà uguale, quando tu gli fai la domanda topica e gli dici ma quanto spendi all'anno per la luce? E chi lo sa? E mi arriva sulla banca. Ma allora, se tu non sai quanto spendi, poi vieni da me perché dici che spendi troppo, c'è un anacoluto qua, perché o mi stai, cioè, se non sai quanto hai speso, però mi dici ho speso troppo, ma allora delle due l'una, o non sai quanto hai speso oppure sai quanto hai speso e mi dici che hai speso troppo. A voi cosa risulta, invece a voi cosa risulta come errore frequente, come abitudine scorretta insomma? Allora c'è da partire da un presupposto che purtroppo il mercato dell'energia è un mercato molto complicato, lo è anche per noi, figuriamoci per i consumatori che io li capisco che sono in difficoltà e che non sanno come sbarcare il lunario perché poi quando arriva la bolletta bisogna anche pagarla e queste cifre che ci vengono segnalate ma che conosciamo anche noi anche per esperienza diretta sono importanti, quindi
Da questo punto di vista io penso che quando le persone si sentono toccate dal punto di vista economico sanno anche mettere in campo quegli interventi di risparmio che si dicevano prima, che sono necessari. Purtroppo noi viviamo in una fase in cui non possiamo risolvere il problema con il cambio del fornitore dell'energia semplicemente. È questo naturalmente un passaggio da monitorare, da valutare e da fare, però bisogna mettere in campo anche dei comportamenti di risparmio, cioè dobbiamo utilizzare meno materia prima, non dico per molto tempo, però in questa fase qui, soprattutto invernale, dobbiamo abituarci a riscaldare un po' meno i nostri ambienti. Nessuno dice che dobbiamo tenere 15 gradi in casa, anche se io conosco qualcuno che lo fa. Ma diverse persone hanno questa abitudine infatti, di chiudere, perché poi i problemi sono anche questi, no? Che io non riesco a arrivare alla fine del mese se tengo 19-18 gradi in casa. Però comunque quello di rivisitare le proprie abitudini anche di riscaldamento, di utilizzo dell'energia elettrica, questo sì, dobbiamo fare una riflessione, ma io penso che molti di noi siano indotte a farlo dall'ammontare delle bollette che ricevono, e quindi conseguentemente il cambio dell'elettrodomestico, che può essere comunque una spesa importante ma ha un beneficio immediato, perché oggigiorno ci sono elettrodomestici che risparmiano anche il 60 e il 70% in meno rispetto ad uno di vecchia che non è poca cosa. generazione. E anche l'altro problema, bisognerebbe mettere nel borsellino la cifra che mediamente si spende al giorno e poi per le eccezioni usare le carte di credito, così controllo le spese, è un consiglio. Insomma, ci sono varie strategie, questa può essere interessante, quindi dire oggi spendo 10 euro, 12 euro, quella la metto, il resto attenzione. Secondo me è un'ottima iniziativa questa, cioè di avere un budget giornaliero di spesa. Una volta i nostri nonni erano abituati a fare così, andavano via con i soldi contati. Io spero, ce lo auguro a tutti quanti, che non ci troviamo nella stessa situazione, ma dobbiamo stare attenti. In tutto questo rincaro energia ci guadagnano solo le grandi case di elettrodomestici che con la solita scusa del risparmio ci vendono frighi, lavatrici, congelatori nuovi e io pago sempre. Se mi permetti rispondo anche alla signora, perché questo è anche, come dire, questo messaggio da una parte potrebbe essere anche giusto, però secondo me non dobbiamo diffondere anche allarmismi. Ecco, allora, il fatto che poi dopo le grandi case di elettrodomestici ci possano guadagnare eccetera ci starebbe anche bene, però io non ho parlato di cambiare il frigo e la lavatrice ogni 2 anni, ogni 3 anni, sto parlando di cambiare il frigo e la lavatrice dopo 20 anni per esempio. Ci potrà guadagnare la casa di elettrodomestici, però io ho 2 impegni, uno è la fattura e l'altro è cosa consuma chi consuma questa energia? Devo fare una scelta. Allora, siamo di fronte a una scelta, ci hanno messi di fronte a una scelta quest'anno, perché in un anno aumentare del 170% la bolletta energetica significa, ma la capisco la signora, è come se la capisco, significa in un anno abbiamo affrontato dei consumi che ci hanno portato l'inflazione dal 2 all'11%. Qual è il motivo? Il motivo è che una serie di concause, come c'è stata nel 2008 i subprime eccetera, ci hanno creato questo mercato parallelo che molti chiamano speculativo, ma non è speculativo, è un mercato che si basa sempre sulla regola domanda-offerta, oggi come oggi, per la guerra, ma poi dopo queste sono cose che potremmo discutere quando ci siederemo con dei politici a parlarne, perché tutti ne parlano, politici e nonno, opinionisti e nonno. Io ormai la televisione non capisco più cosa vogliono dire, però parlano tutti quanti e tutti sanno di tutto. Io sono ignorante, non capisco mai niente di niente, però una cosa l'ho capito, che ho pagato 80 euro fino di luce, mi è arrivata la bolletta di dicembre e dicevo a te 227 euro. Ho guardato e mi sono accorto che, essendo anche nel mercato tutelato, che poi quella parola mercato tutelato già dà segni, come se ci fosse il mercato libero, fossero i ladri e stati no, mercato tutelato perché ha delle regole magari che prima avevano anche un loro perché. Ho pagato 3 volte di più la bolletta, spiegatemelo perché. Sono andato a guardare la materia prima 0,57, eccola là. Allora, se prima pagavo il kilowatt 0,09,
0, non so 10, quello che era 0,0 e qualcosa. Adesso che è aumentato del 170% mi trovo la bolletta triplicata, punto e basta. E come diceva anche Davide, giustamente non possiamo neanche fare il rimbalzo da gestore a gestore per vedere di risparmiare cosa, 20 euro, 30 euro all'anno. Vi ridò, no, assolutamente. È risibile la cosa. La signora comunque con l'elettrodomestico voleva tenerla tranquilla, che io parlavo non di gente che si deve ogni anno cambiare il frigorifero, ma che almeno, no, aiuti anche, diciamo, il consumo totale dell'energia, dicendo beh vabbè, faccio un investimento visto che ci sono i crediti al consumo, spendo qualcosa e poi dopo mi ritrovo già nel borsellino, come dice la signora, quei 5-10 euro al mese in più, perché 60% che diceva Davide non è poco, no, andate a vedere sugli elettrodomestici quanto si spende nel coso di energia. Io vi interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo ancora insieme. Se voi volete scrivere altri messaggi potete farlo tra poco.